TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. È venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, all'età di 95 anni, Giancarlo Gentilini, già sindaco della città di Treviso. Figura di grande carisma e simbolo della politica locale, Gentilini ha segnato un'epoca nella storia di Treviso, lasciando un'impronta indelebile. Eletto sindaco nel 1994, Gentilini ha guidato la città per 2 mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vice sindaco e consigliere comunale fino al 2023. Era conosciuto per la sua dedizione e il suo stile diretto, oltre che per le tante opere realizzate in città. Questi i pensieri del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia nel ricordo di Giancarlo Gentilini. È passato alla storia con il soprannome di sceriffo, ma nel suo caso il termine era molto riduttivo. È stato un uomo delle istituzioni prima ancora che un politico, un grande amministratore pubblico che negli anni della fine della Prima Repubblica ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava il mio popolo, e grazie a questa dote, come pochi altri, ha saputo dare una risposta di buon governo a una città e diventare un modello per generazioni di sindaci in tante parti d'Italia. Tra i primi sindaci eletti direttamente, ha dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini. Ha fatto la storia di Treviso e il Veneto ha avuto in lui una bandiera. Uomo di carattere, ha cambiato il corso della storia, anche perché ha mutato l'approccio della pubblica amministrazione. Il nostro leone è andato avanti. Sono le parole del sindaco Mario Conte per ricordare Giancarlo Gentilini. Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all'età. Perdiamo un grande uomo, un riferimento importantissimo per valori e capacità. Gentilini ha onorato il suo impegno dall'inizio alla fine, cercando di essere sempre presente nella vita amministrativa della città con i suoi consigli e le sue segnalazioni, anche dopo aver concluso il mandato amministrativo. Gli va riconosciuto, fra gli altri, il merito di aver cambiato il ruolo del sindaco in Italia, portandolo fuori dal palazzo e in mezzo alla gente. Ha scritto la storia con il pragmatismo che è il marchio di fabbrica degli alpini. Ci porteremo dentro il suo grande insegnamento, pronunciato nell'ultima seduta da consigliere comunale. Dovete amare Treviso come l'ho amata io. Questo era Giancarlo Gentilini. Passione, energia, concretezza. Mi mancherà tanto, ci mancherà tanto. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Lo scorso venerdì la Polizia di Stato di Treviso ha arrestato un cittadino italiano classe 1988 con precedenti per reati contro la persona, responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, padre e figlio rispettivamente di 74 e 38 anni, vittime dei reati di minaccia e stalking ad opera del 37enne. Giunti sul luogo, gli operatori della Polizia di Stato intervenuti interrogavano l'uomo, trovato con uno zaino e una valigia al seguito, sul motivo della sua presenza nei pressi del luogo di lavoro delle persone offese, scoprendo che il 37enne aveva deliberatamente violato il provvedimento giurisdizionale, con la speranza di essere portato in carcere, data l'ormai difficile convivenza in casa con la madre. L'arresto è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria nella mattina di sabato. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.